Agrigento è pronta a celebrare la festa di San Calogero, anche se in una versione diversa. Non si potrà salire sulla statua all'uscita della chiesa per abbracciarla e baciarla, un rituale che rende caratteristica la festa dedicata al Santo Nero, ma anche questa volta sarà diversa a causa del coronavirus. 2 anni fa non era stata celebrata e lo scorso anno fortemente ridotta. La decisione di vietare gli abbracci alla statua arriva al termine di una riunione in prefettura con i rappresentanti della questura, dell'ASP, della Curia, dell'Associazione dei portatori. In campo dovrebbero scendere le forze dell'ordine per evitare disordini e tentativi di salita e i portatori dovranno fare da barriera. Ci saranno dopo 2 anni anche le tradizionali bancarelle che, come avviene sempre, fanno da corollario alla festa di San Calogero. Lo scorso anno non si è svolta la processione, niente lancio del pane, niente fuochi d'artificio, nessun bagno di folla. Il simulacro di San Calogero uscito dal santuario e tutto è avvenuto sottotono a causa delle restrizioni dovute alla pandemia. 2 anni prima, nel 2020, quando erano stati vietati tutti i festeggiamenti a causa del Covid e il santuario era rimasto chiuso, si era svolta una processione abusiva, una piccola bara con sopra un San Calogero in miniatura era stata fatta sfilare per le vie della città dei Templi, una processione non autorizzata dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. Si erano verificati assembramenti e troppe persone senza mascherina, con la Digos che aveva le indagini e visionato le immagini e video. Vennero allora denunciate 8 persone. Adesso l'appuntamento, come da tradizione, le prime 2 domeniche di luglio.